Presidente, quella della legalità è un tema a lei molto caro, no? Vabbè, indubbiamente credo che sia la madre di tutte le battaglie in Sicilia, perché senza legalità non si va da nessuna parte, perché se noi abbiamo i danni anche che hanno penalizzato le risorse pubbliche, l'economia della regione, lo dobbiamo al malaffare diffuso che c'è stato in questi anni e che continuiamo a pagare purtroppo. Oggi ci sono presenti tante componenti, lo sviluppo e le strategie per uscirne fuori da questo momento di crisi, qual è secondo lei? Per me il tema diventa continuare questa battaglia e trovare le risorse pubbliche proprio che togliamo a malaffare per investirle invece nello sviluppo, questo è il tema, per risanare i bilanci che sono stati distrutti in questi anni e mettere in campo proprio proposte che abbiano come effetto una nuova economia. Legalità, cultura e innovazione sono tre elementi fondamentali su cui la Sicilia deve puntare per il futuro. È il tema delle battaglie, ma è anche vero che noi non dimentichiamo che viviamo in una fase difficile dove il tema del lavoro è uno dei temi principali da affrontare. Abbiamo situazioni negli anni che si sono prodotte che hanno determinato un'assenza di futuro per tanti giovani. Allora è lì che dobbiamo investire soprattutto, sapendo che dobbiamo dare una prospettiva nuova ai ragazzi e alle ragazze di Sicilia.